puntata vedete già inquadrata una pro loco e tra poco entreranno i capitani. Sesta puntata e quindi andremo a conoscere la prossima pro loco che andrà direttamente alla seconda fase, affronterà la vincente della prossima puntata. Intanto adesso si stanno preparando per il friulano oppure stanno studiando ognuno il proprio avversario. Chissà se le pro loco di questa sera saranno pronte. Intanto andiamo a presentarvi il nostro filologico di fiducia che è Ferruccio Tassin. A lui l'applauso. Componente della Società Filologica Friulana. Grazie Ferruccio per essere qui questa sera, sempre preciso e puntuale, molto elegante, come gli altri nostri due giudici esterni. Loro due hanno preparato i 3 domandoni per voi a casa. Direttamente dal Pala Gourmet di Pordenone sono gli organizzatori di The Best Sandwich, il contest del miglior panino del nord-est in onda ogni sabato alle 13:45 su Telefriuli. Un applauso a Raffaella Leonarduzzi, direttore, e Simone Salvador, responsabile di Pala Gourmet. Una super giuria per i 2 capitani che entrano in studio, Daniele per la proloco di Maiano e Martina per la proloco di Cordovado. Eccoli qua. Eccoci qua. Rito, buonasera. Buonasera. Ritornate dopo l'esperienza della prima edizione. Che come andò nella vostra... Mi ho perso. Contro? Castions di Strada. Che salutiamo. Ciao. Perché hanno perso nella prima puntata, Sì. quindi salutiamo anche loro. E voi? Abbiamo perso contro Dignano. Contro Dignano, però sì. Insomma i campioni della prima edizione, Certo. quindi insomma è stata una bella sfida sicuramente. Poi io dico sempre che c'è la possibilità di essere ripescati nella pagina Facebook di Lo Sapevo. Andate perché avete la possibilità anche di rivedere le puntate del quiz per prepararvi al meglio, ma ritornate carichi anche per parlare delle vostre iniziative, per parlare del vostro territorio, per promuoverlo al meglio. Quindi vi andate a posizionare nella vostra postazione con l'applauso delle pro loco per la vostra squadra. E ricordo a casa di telefonare e dare una mano alle pro loco in studio. Voi avete fatto un po' di promozione? Certo. Sì, a Cordovado sanno che devono Tutti chiamare lo in diretta. sanno. Tutti lo sanno, Tutti lo anche a sanno. Maiano. A noi scalpitano tutti. Scalpitano. Sì. Ecco, c'è anche un piccolo concorrente questa sera con Maiano che si chiama Mattia, che è il vice capitano, si può dire, il tuo Sì, braccio destro di questa sì, serata, che ha fatto promozione nella sua scuola invece, ha detto di seguire la trasmissione, vero? Vuoi salutare col microfono qualche tuo compagno? No, nessuno. No. Nessuno. Però mi ha detto il papà che tu hai parlato con tutti i compagni oggi, quindi ti seguiranno. Salutiamo la scuola primaria di Maiano. No, di Casacco. Di Cassacco, bene, allora salutiamo anche la scuola primaria di Cassacco. Facciamo un applauso a questo piccolino per tutti noi. Allora, pronti, carichi, partiamo, andiamo a conoscere il primo argomento della serata. Con le pulsantiere cercate di essere pronti, veloci ma anche precisi, perché la velocità può anche ingannarvi, perché appunto se date la risposta errata vengono poi decurtati punti, quindi attenzione. Partiamo col primo argomento. Gastronomia, e quindi anche i nostri 2 giudici direttamente da The Best Sandwich possono darci una mano, possono darvi una mano per alcune indicazioni. Allora, vogliamo sapere quali tra questi prodotti non è un presidio slow food. Vediamo quali nella grafica e fate attenzione. Aglio di resia, pitina, gubano, pestat. A, B, C o D. Non è un presidio. Maiano, bravi, 8. Cubana. Raffaele, era facile questa? Molto. Molto facile, perché voi siete anche appassionati del quiz e ci seguite ogni giovedì, quindi siete preparatissimi, quindi faccio anche a voi le domande dopo. Bene, allora Maiano è partita, eh? Mi raccomando Martina. C'è tempo. Brava. Prossimo argomento. Cultura generale, ma più verso lo sport, perché vediamo se siete degli sportivi. Vogliamo sapere nella vela chi dirige le manovre in mare. Vediamo le possibilità. Armatore, timoniere, guidatore, skipper,
Cordovado subito, ha risposto, brava. Tu vai, brava. Voi a Cordovado abitualmente andate in vela? Sì, è uno sport del paese, proprio tipico del paese, andiamo in vela quasi tutti i giorni. Vediamo la situazione, Maiano 8, Cordovado 10, bene, avete recuperato subito, andiamo a vedere il prossimo argomento. Territorio, avete 15 secondi, 10 punti in palio. In che anno il celebre padre Gemelli tenne un appassionato discorso nel municipio di Zoppola? Vediamo le 4 possibilità. 1945, 1915, 1925, 1935. A, B, C o D? Ancora 7 secondi e 7 punti in palio. Cordovado, siete vicini a Zoppola, in quelle zone non lo sapete. 1915, nessuno ha voluto provare. Tutti paura di sbagliare. Andiamo. Solo il padre Agostino Gemelli, chi era? Importante, psicologo, fondatore della Università Cattolica del Sacro Cuore. E nella Prima Guerra Mondiale ha avuto un'importanza determinante anche per lo studio della psicologia dei combattenti. Purtroppo usata male. Non lo sapevano a Cordovado, ma nemmeno a Maiano. Allora vediamo se il prossimo argomento è più facile per voi. Vediamo. Cultura generale. Con quale titolo uscì la versione italiana del romanzo Prime di serie di Sgorlone? Vediamo le possibilità. A. Il vento nel vigneto. Gli dei torneranno. Il trono di legno. L'armata dei fiumi perduti. Bravi, Maiano. È tutto io, Bene, adesso... perché l'ho studiato a scuola. L'ha studiato a scuola? Sì. Bravo. Lo sapeva? Come Vedi- lettura, no? Sì. La lettura che si faceva, sì. ecco, scusa, quanti anni fa sei andato a scuola? Perché tuo figlio, insomma... Abbastanza, dai. Però hai buona memoria. Qualcosa, era un'ossessione forse, sai. No. Era già presidente della Pro Maiano, dicono. 10 punti Cordovado, 16 Maiano, il prossimo argomento. Musica. Abbiamo sbagliato. Avete un brano musicale, fate attenzione, lo ascoltate i primi 5 secondi, poi pronti con il titolo. Dovrebbe essere una canzone di Vasco Rossi, se non sbaglio, sì. Sentiamola. Sto pensando a te, Sally, ad ogni costo fate un sogno. Bravi a Maiano, Lo sapevano loro? Con Vasco Rossi Noi come... ascoltiamo Ligabue. Ah, voi siete per Ligabue. Noi siamo il team dall'altra parte, no vabbè. 24 punti Maiano, 10 Cordovado. Però insomma, siamo all'inizio, sei stata tu la prima a dire che avete tempo per recuperare. Allora, andiamo a lanciare il primo domandone prima di andare in pubblicità, poi eventualmente i nostri 2 giudici esterni danno degli aiutini se a casa hanno delle difficoltà. 0432 573517, vediamo qual è il primo domandone. Quante sono oggi le lattiere turnarie che lavorano per conto dei soci, come si faceva una volta? Chiediamo il numero o, Raffaella, chiediamo anche alcune delle latterie? Se possibile anche alcuni nomi, sì. Alcuni nomi? Sì, sì. Ah, ma è peperina, Raffaella, Simone? È inflessibile. No, il numero è importante. È importante. Poi, insomma, meglio se Ok. aggiungiamo. Allora, Maiano, Cordovado, preparatevi a telefonare per dare la risposta esatta, perché Cordovado adesso ha bisogno di punti, però non si sa mai anche Maiano come va al prossimo blocco di domande, quindi vediamo. Poi ci sono anche le domande relative all'avversario, quindi vediamo se avete studiato Cordovado e Maiano e anche il friulano come va, come andrà a Cordovado e a Maiano. A tra poco, dopo la pubblicità, ritorniamo a... A tra poco. Lo
sapevo, in sfida le proloco di Maiano e Cordovado, Maiano in vantaggio, ma c'è un domandone, quindi 10 punti in palio per un telespettatore che darà la risposta esatta, quella più completa, giudicata da Simone e Raffaella qui in studio. Mi dicono che abbiamo già due telespettatori. Allora andiamo a sentire il primo. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Margherita. Che allegra, Margherita, da dove chiama? Certo. Lei ride? Allora, da dove chiama intanto? Sia seria in questo Chiamo momento? da Maiano. Ah, da Maiano. A Maiano se la ridono allora, no? Chissà. Bene, allora, lei ha la possibilità di regalare eventualmente 10 punti a Cordovado che è in svantaggio, lo sa? Vabbè, eventualmente. Allora, sa darci la risposta esatta, parliamo di latterie turnarie. È una domanda difficilissima. Ma adesso chi ha chiamato deve dare la risposta, Può anche devo dare un numero preciso? Sì, sì. Può anche spararlo, tanto non togliamo niente a lei, Va bene. Allora dico 27. Mamma mia. No, 27 è troppo. Troppo. Non ci siamo, proprio siamo troppo lontani. Tanti anni indietro. Va bene, lei continua a ridere, no? Che va bene, fa bene alla salute e eventualmente richiami per il prossimo domandone. Va bene. Va bene? Grazie per aver chiamato. È una vostra amica? Sì, bene. Un altro telespettatore, pronto? Con chi parliamo? Buonasera, buonasera. Buonasera. Francesco Ponteacco. Ah, il nostro amico da Ponteacco. Francesco era presente l'altra puntata. Sì. Sono usciti sconfitti e richiamano per dare una mano. Guarda che generoso che è. Bravo, facciamo un applauso a Francesco. Complimenti alla trasmissione, è sempre bella la figura. Una delle proloco più simpatiche, devo dire la verità. Allora, Francesco, tu chiamavi per le latterie? Sì, per le latterie, esattamente. Io Beh. direi il numero 7. Raffaella? No. Non è esatto? Non è esatto. Mi dispiace. Mi dispiace, Francesco ritenta, dai, richiamaci, Grazie. ok? Salutiamo Ponteacco, grazie, Grazie. per aver chiamato. Altre telefonate? No, allora partiamo con un'altra. Sei tesa, Martina? No. No? No, sei tesa che speravi che ragione, chiamassero Mattia, da subito. Da Cordovado, ma... Giusto. Vabbè, intanto ricordiamo l'appuntamento sabato con The Best Sandwich alle 13:45 perché siamo quasi alle battute finali, anzi siamo ai quarti di finale, Simone. Esatto, inizia proprio sabato, iniziano i quarti di finale con gli ultimi 8 concorrenti. Sabato si mettono alla prova i primi 4 e sarà un bellissimo turno perché oltre a, diciamo così, a essere il livello si alza e poi diciamo così c'è anche una nuova fase legata ai prodotti e agli ingredienti e uno di questi nel panino tipico è proprio il formaggio di latteria turnaria, quindi ecco. c'è anche questo collegamento. Bene, bene. Allora, ricordandovi quindi sabato di non perdere l'appuntamento dei quarti di finale dei Best Sandwich alle 13:45, ritorniamo in gioco. Cordovado e Maiano, andiamo a conoscere il prossimo argomento. Cultura generale, ma sempre legato in qualche modo allo sport e alla nostra regione, perché le domande naturalmente sono sempre legate al territorio. Nel 1946 i titini fermarono il Giro d'Italia che doveva arrivare a Trieste, ma in quale località della nostra regione? Vediamo. Ronchi dei Legionari, Staranzano, Pieris o Monfalcone, A, B, C o D? Ancora 8 secondi, 7 secondi. Allora, per Maiano potrebbe essere la D, ma non ci prova, infatti è Pieris. Nessuno ci voleva provare. Ponte di Pieris. Ferruccio lo sapeva. Sì. Si discuteva anche su questo per la politica del tempo. Tu hai preparato per questa serata? Sì. 2 poesie, adesso non ricordo quali. 3 per dire la 3 verità. per dire la verità. Ma per quale motivo? Perché ci avviciniamo a San Martino. No? E San Martino ogni mosto diventa vino. Ecco. E oltretutto era il santo della carità, insomma, è qualcosa di più importante anche.
Vuoi dirne una adesso, così carichiamo le due pro loco? Questa è la più ridanciana, da Brindisi, ecco. Da Brindisi, bene. È di Carlo Favetti, un poeta, anzi rimatore in questo caso, goriziano, vissuto tra il 1819 e il 1892. La polente tremant spiete il supplici, di se igneade in quel gran toch divin, e testimonis del fatale uffici, schieras a tor stan i boccai divin. Executors dait man a precipici, la vittima si mandi al suo destin, e onde non resti dal delitto indici, dus quanci testimonis distreghin. Così Martin dal suo celeste balcon, viodinti in tanto onor l'antiche usanze, assisterà contenta alla funzione, e a qualche puor che nel vicino unviar forse non gli ha di tapponare le panze, la cur di dai metà dal suo tabar. Bravo Ferruccio. È proprio nell'occasione della Fiera di San Martino, domenica mattina saremo in diretta da Cervignano per il campanile della domenica, mentre nel pomeriggio saremo a Gemona per la festa del formaggio. Andiamo a conoscere il prossimo argomento, 10 punti Cordovado, Maiano 24. Territorio, andiamo nel comune di Faedis, che sarà un'altra prologo che arriverà nelle prossime puntate. Vogliamo sapere qual è la frazione più alta del comune di Faedis. Vediamo. Costalunga, Pedrosa, Valle di Sofumberco o Canebola? A, B, C o D? La più alta. Pedrosa. Adesso tutti hanno paura di rispondere, eh? Tutti hanno paura. Andiamo a conoscere il prossimo argomento, perché qua se no non si va avanti. Cultura generale, avete 30 secondi e 10 punti in palio, anzi 20 secondi. Perché 20 secondi? Perché abbiamo la scena di un film, di un grande film, dal titolo La Grande Guerra, ambientata in Friuli, dove vediamo le immagini del film. Giusto, Evenzone, bravo Maiano. 10 punti, subito hai riconosciuto Evenzone? Sì. Sì? Sì, Anche sì, questo sì. hai studiato a scuola? No, beh. Bene, Chi è? andiamo. Militari, no? Niente, Maiano invece, Cordovado invece è in difficoltà in questo momento. Ci hanno anticipato, Ah, la sì. sapevamo anche noi. Ok, vediamo se la prossima la sapete. L'argomento. Sport, cerchiamo di essere sportivi anche a Cordovado. A quante edizioni dei Giochi Olimpici ha partecipato Fides Romanin? Vediamo le risposte, le possibili risposte. 3, nessuna, 2, 1. La A, la B, la C e la D? Sì. Qua nessuno è sportivo, eh. Ma chi ha detto C e non risponde? Io adesso. Cioè, allora, ma pensa a te lui. Lui dice C. Lui dice C e non schiaccia, che era la risposta giusta. Pazienza. Va bene, dai. Non me la sentivo. 34 Maiano, Cordovado 10, c'è ancora un domandone in sospeso. Ditemi in regia se ci sono telefonate eventualmente per dare la possibilità ai telespettatori di rispondere, ma andiamo a conoscere anche il prossimo argomento. Enogastronomia. Allora, se non siete sportivi almeno mangerete, no? Qualcosa, no? Allora, sicuro, chissà se questo piatto l'avete mai... Io mai. Però magari voi sì. I chifeletti sono un piatto originario di... Vediamo. Trieste, Tolmezzo, anzi Tolmezzo, Trieste, Pordenone, Udine. A, B, C o D? Ancora 6 secondi. Cordovado prova B ed è giusto. Ecco. 16 punti. Allora, dimmi quando hai mangiato i chifeletti? Tantissime volte. No, Come li guarda, prepari? Ha risposto lui, ha risposto Come lui. li prepari? Bene, sicuramente. No, lo sapeva lui e quindi... L'hai mai mangiati?
Dal nome hai detto. I Kipfel sono la varietà dolce e la varietà di accompagnamento per varie pietanze. Sono di origine, diciamo, austriaca, ma anche di cultura slovena, penso. Bene. Ce l'avete fatta a recuperare questi punti. Vediamo se c'è qualcuno per il domandone, altrimenti ne lanciamo un altro, così neanche. Pubblicità, ditemi, domanda, vedi che c'è domandone, gusti. Telefonata? Telefonata? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Allora, lei mi vede? Io sento il rimbombo della mia voce, ma non sento lei. 3. Ciao Davide, 3. Lei è Davide e dà i numeri così, senza neanche salutare, né dire buonasera, da dove chiama. Davide, da dove chiama? Da Cordovado. Da dove? Da Cordovado. Ah, da Cordovado. Bene, allora lei voleva rispondere al domandone. Quante latterie? 3? Sì, 3. Raffaella? Non sono 3. Non sono 3. Ritentate, ritentate. Grazie Davide. C'è un'altra telefonata? Pier, lanciamo l'altro domandone, così i telespettatori ne hanno 2. Siamo allo sport. Per quanti giorni ha indossato la maglia gialla di leader del Tour de France Ottavio Bottecchia? Sono difficilette queste domande, siete stati cattivelli forse, vediamo. Qua Questo è è merito stato il signorino di Salvador. Simone. Allora, 0432 573517, se siete sportivi, insomma cercate, fate le vostre ricerche, chiamateci per questo domandone, ma anche per il primo, per sapere quante sono le latterie turnarie che lavoravano per conto dei soci, come proprio si faceva una volta. Andiamo in pubblicità perché poi le nostre Pro Loco si sfideranno nel gioco in friulano. A tra poco. Cordovado e Maiano si sfidano in questa serata. Cordovado in svantaggio, ma spera nell'aiuto del pubblico. Abbiamo un telespettatore, sì. Pronto e con chi parliamo? Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? E chi, Da come si chiama? Aquileia. Aquileia. Come si chiama? Alessandro. Alessandro, è da Aquileia, quindi ha qualche parente a Cordovado lei? No, ma ci passo spesso. Ah, quindi insomma è gente simpatica, no, Cordovado? Sì. Sì. Lei vuole rispondere, perché prima mi deve indicare il domandone, cioè latterie turnarie? Quello sulle latterie. Bene, allora ci dia la risposta. 14. No. Non sono 14. Va bene. Mi dispiace, ritenti, passi lo stesso a Cordovado. Faccia un provo. Manca a Maiano. Altre telefonate? No. Allora, diamo un aiutino a Raffaella. Prima uno si era avvicinato moltissimo. Moltissimo, Sì, però, delle risposte precedenti, non possiamo dire di più, dai. però non è 14, Non è questo 14. cioè 14 non si avvicina No, molto. 14 non si possiamo avvicina. dire così. Va bene. Allora, friulano. Ditemi se ci sono telefonate, così poi blocchiamo. Allora, Martina, la 1 e la 2, sappi che in una busta c'è la versione dall'italiano al friulano e l'altra dal friulano all'italiano. Non so nemmeno io in quale delle due, quindi è tutta questione di fortuna. 2. 2. Ti affidi sempre a lui dei chifeletti? Sì, loro 2. Ok, bene. Che cosa preferivi? Dal friulano all'italiano. Friulano italiano. Non l'abbiamo ancora noi. Però gli applausi li fa lo Stef. Fai l'applauso, dai. Allora, Ferruccio, stai attento alla mia pronuncia, se dovessi dire Sì, qualcosa sì. di sbagliato, intervieni tu. Sì. 1 minuto di tempo, 10 parole, se si sbaglia ritorniamo da capo. Allora, appena Pier mi dà l'ok, partiamo con il tempo. Agne, Zia, Polez, pollo, Scune,
Agne. Obbligo. Agne. Zia. Polez. Pollo. Scune. Obbligo. Agne. Zia. Polez. Pollo. Scune. Culla. Molene. Mollica. Troi. Sentiero. Suasse. Suasse. Suase. 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 Agne. Agne. Zia. Polez. Pollo. Scune. Culla. Molene. Mollica. Troi. Sentiero. Suasse. Agne. Zia. Polez. Pollo. Scune. Culla. Molene. Mollica. Troi. Sentiero. Suasse. Suasse. Suase. Suase. Tempo scaduto era cornice. Poi c'era Sinadi. società, sbadigliare, sponghie, burro, vedi che è maiano, again, Crampo. e poi questa che è fenomenale, io non l'ho mai sentita, cirignicule. Bravissimo! Allora, darei 10 punti solo a lui, che si chiama? Stefano, guarda, lui lo sapeva e Ferruccio no, quindi batti il filologico questa sera. No, la faccenda deriva da... Lì da voi ci sono? Bassa, strapieno? No. Col microfono. Coltivati sì, possono essere. Correttamente. Va bene, quante le parole che ho perso il conto? 4, 5? Pier, dimmi tu quante? 5. Erano 5? 5. Ma 5, grazie Pier. Dall'italiano al friulano, meglio per voi o preferivate... Speriamo meglio. Speriamo meglio. Sì. Allora, anche voi avete un minuto, si ritorna indietro se dovessi sbagliare. Quindi parole in italiano e tu mi devi dire in friulano. Appena parte il tempo parto. Bugiardo. Bausar. Tacchino. Dindi. Arachide. Bagigli. Brufolo. Brusc. Inciampare. Incio pedassi. Coltello a seramanico. Bugiardo. Bugiardo. Bausar. Tacchino. Dindi. Arachide. Bagigli. Brufolo. Brusc. Inciampare. Incio pedassi. Coltello a seramanico. Curtis. Bugiardo. Bausar. Tacchino. Dindi. Arachide. Bagigli. Brufolo. Brusc. Inciampare. Incio pedassi. Coltello a seramanico. Curtisat. Bugiardo. Bausar. Tacchino. Dindi. Arachide. Bagigli. Brufolo. Brusc. Inciampare. Incio pedassi. Coltello a seramanico. Curtisse. No. Britule. Britule, e vuol dire anche in senso figurato, una buona britola vuol dire parlare molto in maniera molto tagliente. Ecco. Ricotta, parlare molto in maniera tagliente. Squete. Le scuete, annaffiatoio. Sborfador. Borfador, lenzuolo. Ninsul. Ninsul e poi c'era Germano Reale. Ma Masorelli. guarda che brava la ragazza là. Quindi 5, voi 5, quindi tutti le due pro loco 5 punti a testa. Bene, dai, è andata bene. Abbiamo una telefonata? Ho sentito, no? 2, sì. Vedi che Paolo mi ha dato l'ok. Pronto con chi parliamo? Scusa, facciamo il cambio. Grazie. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Cordovado? Ah, bene. Allora, lei si chiama Cordovado. Va bene. Lei chiama da Cordovado, ma si chiama? Walter. Walter, bene Walter. Allora, lei risponde alle latterie turnarie oppure a... Per Bottecchia. Bottecchia, bene, ci dica. 34 maglie gialle. No, noi volevamo sapere i giorni. Sì, giusto. Per quanti giorni? Giusto. Giusto? Appunto, giusto. Giusto. Però voi non sapete che Walter ha un parente a Maiano molto stretto. No? Anche qua, è il papà di quel ragazzo. Ha lo zio. Allora, Walter. Sì. Vede che ha messo giù? Sì, c'è? Perché lei ci deve dire, anche se è di Cordovado, lei deve dire a chi regala questi 10 punti, perché non è detto che lei abbia voglia di regalarli a Cordovado.
Beh, le diamo Cordovado. Sì. 10 punti a Cordovado. Bene, grazie per aver chiamato, abbiamo un'altra telefonata, però pronto? Buonasera, Buonasera, con chi parliamo? sono Andrea di Maiano. Andrea da Maiano. Bene. Fate pure l'applauso. Allora Andrea, la domanda sull'ottavo Bottecchia è già abbiamo già dato la risposta. A lei capita quella dedicata alle lettere tornarie. Ci proviamo, dai. Bene, vada. 6. Sì, però attenzione, perché Raffaella, siccome la Raffaella dei due è la più cattivella, ha chiesto, vuole sapere anche alcune delle latterie, citarne, no? 2 nomi. Almeno 2. Campolessi. Ed è una. Muris. Giusto. Bravo. Bravissimo. Allora, lei chiama da Maiano, ha 10 punti, però insomma magari ha qualche simpatia, non si sa, per Cordovado, no? 0. Simpatia per Maiano. Ok, 10 punti a Maiano, grazie per aver chiamato, quindi la situazione è 39 punti Maiano e Cordovado 31, e questa giornata? No. Questa giornata, 49 Maiano, Cordovado 31, bravi ora che corretti che sono a Cordovado, che sanno la matematica, bravi, bravi, i conti tornano. Bravi, fatevi un applauso perché insomma hanno chiamato per voi. E adesso Martina ha studiato per mesi tutto su Maiano, vero? Sì. 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 Bene, quindi tu la pulsantina la puoi appoggiare. Ti concentri, stai vicino a questo ragazzo che le sa tutte, almeno sul friulano lo sapeva. E io ti faccio 2 domande su Maiano, che sono state preparate dalla stessa Prolocco. In che anno è stata fondata l'associazione Pro Maiano? L'anno. Cioè dei gesti... Prima della pubblicità, perché poi abbiamo altre dirette, altre registrazioni. 1962. No. Però avevate paura, eh? Quasi. Per 2 paura anni. perché 1960, vero? Sì. Quindi eravate molto vicini. Bravi comunque. Bravo. Avete ancora in palio 5 punti se mi date la risposta esatta a questa domanda. Quando terminarono la ricostruzione nelle attuali forme del castello di Sousans? L'anno? Del castello di Sousans. Lo ricordo io. Quando terminarono? Beh, come fate a ricordarvelo voi? Dopo il terremoto? No. Dopo? Siamo più vago qua. Come dopo il terremoto? No. Non dopo. No, perché è stato Non dopo il terremoto. nell'attuale forma. XVIII secolo sono sempre a me. Buttatevi perché il tempo... 1725. 1640. Sì. Dai, erano difficili, sono stati loro a prepararle. Sono stati un po' cattivi. Un po' cattivi. Facciamo un applauso, dai, lo stesso. Allora, vediamo un po' se avete studiato tutto su Cordovado. Tu vicino a te hai... Vincenzo Cinelli, che è un saggio del paese. Un saggio del paese, bene. Allora, vediamo se è così saggio da andare a vedere anche le partite di calcio della Spal Cordovado e se ci indica quali sono i colori sociali della squadra. C'è un rosso e un giallo. Però deve rispondere il capitano, se no non vale. Rosso e giallo. Risposta Giusto? esatta. Bravi. Noi lo sappiamo. Lei va abitualmente a vedere il Cordovado calcio? No, io... Col microfono, date il microfono, è gelato. Io per Cordovado ci passavo molte volte.
perché andavo a Fossalta di Portogruaro, non mi sono mai fermato. Dopo Però questa cosa ci sono andato, ho passato una giornata intera. Ma anche lei? Sì. Ma sai che tutte le proloco adesso vanno a E ho conoscere... visto delle cose di Cordovado che mi sono molto piaciute, cioè è l'unico paese dove non c'è la casa dell'acqua perché le fontane sono tutte buone. È l'unico paese che ha una chiesa a pianta ottagonale, è l'unico paese che a un certo punto c'ha un dolce molto buono, sì. è l'unico paese che mantiene Sì. una posterla magnifica e mi sono affezionato. Sono tornato di nuovo a Fossalta, tornando indietro ho obbligato mia figlia a fermarsi un'altra volta a Cordovado. L'ho adottata, Adottato! Un po' commosso. È bello perché anche l'altra settimana la Proloco di Ponteacqua era andata a Colloredo a conoscere tutto su Colloredo, quindi questa trasmissione fa conoscere un po' il territorio anche alle Proloco stesso, gli altri territori della nostra regione. Adesso vediamo se sa questa. Qual è il patrono di Cordovado? Sant'Andrea, pescatore. Sant'Andrea pescatore. Che sa tutte! Bravi. Altri 5 punti a Maiano. Bravi davvero, complimenti. Bravo, Sinelli. Sì. Vediamo se hanno aggiornato il punteggio, poi lanciamo l'altro domandone. Sì, 59 punti Maiano, Cordovado 31, ma c'è ancora un domandone e poi ci sono altri quiz. Lanciamo il terzo domandone preparato da Simone da Raffaella. No, questa era la prima. Questa era la prima e abbiamo dato già risposta. Andiamo alla terza, tra poco, sì un attimo, sento che Pier dice un attimo dalla regia, lo saluto e lo ringrazio, eccolo qua. Uccelute e il Piccolit neri sono 2 vini autoctoni che vengono prodotti in 2 comuni friulani. Quali? 0432 573517. Vogliamo sapere precisamente 2 comuni. Ok? Qui in studio lo sapete? No, nessuno lo sa, non date comunque risposte. Il signore si sta consultando perché l'ha bevuto ieri sera, no? E allora probabilmente adesso gli viene su qualcosa, no? Siamo vicini. Vabbè, vedrete. Rispondete da casa, chiamateci lo 0432 573517, andiamo in pubblicità e poi ritorneremo allo sapevo. Di nuovo assieme, in diretta lo sapevo, inquadrate le 2 Proloco per prima. Cordovado perché? Perché hanno bisogno del vostro aiuto. 0432 573517, 10 punti in palio nel terzo domandone, per il terzo domandone. Quindi Martina, vediamo se chiamano da Cordovado o da zone limitrofe magari, che possono darvi una mano anche da Maiano se vogliono chiamare per dare una mano a Cordovado. No, scherzo. Vediamo chi c'è, pronto? Una telefonata dovrebbe essere pronta. Buonasera, con chi parliamo? Non l'abbiamo sentita. Mara, mi sente? Mara, sì, adesso sì, la sento bene. Mara da dove chiama? Da Cordovado. Bene. Allora, ci sa dare la risposta al terzo domandone della serata? Uccelute piccoli neri. Ecco, sono 2 vini autoctoni che vengono prodotti dove? A Pinzano. Però sono 2 comuni. Lei ne ha detto solo uno? Sì, entrambi da Pinzano. Non è precisa la risposta, vero? No, non possiamo darla per buona perché non è precisa, perché noi abbiamo detto in 2 comuni friulani. Lei ne ce ne dice solo uno? Niente. Niente da fare. Grazie comunque. Allora, ritentate. Abbiamo un'altra pronta? Grazie Mara per aver chiamato. Pronto? Chi c'è? Buonasera, mi chiamo Marina. Marina. Da Cordovado. Da Cordova, si sono messe tutte. Allora, Marina, non è Mara di prima, che adesso sì, è Marina. Anzi, allora Alessio, prendi il microfono perché c'è
Alessio che vuole salutare Marina, ma è quella Marina, sei sicuro? Sì. Ciao Marina. Sì, proprio, ciao Alessio, ciao. Alzati Alessio perché non ti vede Marina da Cordovado. Però non è che dico No, ma lo vedo, lo conosco bene, tranquilla. Ci siamo visti prima di partire, di venire qua. Non dirmi cosa hai fatto. È sempre cosa non bellissimo, sempre bellissimo. Ah, lei lo vede bello da casa, sì? Sì. Sì, è sempre bello. Beh, se lo dice lei, va bene. Deve essersi di parte comunque. No, ma cioè, è bello ciò che piace, Cioè, scusa. Allora, Marina, dopo allora, che... uno l'aveva detto l'altra signora Pinzano. Poi c'è Castelnuovo del Friuli e i Colli Orientali. Allora, aspetti un secondo. Noi abbiamo detto 2 comuni. Lei ci deve dire 2 comuni. Sì, Castelnuovo del Friuli e Pinzano. Sì. Lava i fogliati. È così felice Alessio. Marina, dimmi... Ho fatto fare punti, 10 punti, ma soprattutto... Ma chi ha detto, scusa? Ma perché a marzo deve pagarmi da bere, per quello, no? Ok. Allora sarà 10 punti vanno a Cordovado, è sicura Marina? Sì, sono sicurissima al 100%. Brava. È sicura anche di vedere bello il ragazzo? Cioè, già stiamo perdendo. No, lo vedo proprio figo, è diverso. La realtà. Allora Alessio pagherà una cena a Marina, non solo... Grazie. Va bene? Grazie, sì, ma una Alessio, cena, grazie. prima, secondo, contorno, non una pizza, completa. Beh, sì. Sì, allora dopo, durante la pubblicità, decidiamo anche dove. Cerchiamo un ristorantino di quelli giusti, però, per la Marina. Mi consigli tu che... Ti consiglio io, sì, va bene. Marina, ti facciamo sapere, grazie comunque. bene, 10 grazie. punti a Buona Cordovado, serata. allora. Grazie. Marina. Bene, allora questa è la situazione, 59 punti per Maiano, 41 per Cordovado, quindi vi siete avvicinati parecchio e avete ancora la possibilità di rimontare, perché comunque ci sono parecchi quiz ancora pronti. Era più facile questa, Raffaella? Sì. Però insomma la prima ha messo un po' in crisi, le latterie mettono sempre in crisi, anche nella prima puntata con la latteria di Moimaco è rimasta nella storia, vero Ferruccio? Sì. Va bene, allora vediamo qual è il prossimo argomento, ancora la pulsantiera, siete pronti? Certo. Daniele e Martina, vediamo il prossimo argomento. Territorio, qui andiamo nel mio paese, sapete dove abito io? Alessio, no. Nessuno, beh. A Lignano. No, io abito a Premariacco e intanto vediamo chi ha progettato la Rocca Bernarda di Premariacco e vediamo anche la foto. Il comune di Cividale, l'Ordine dei Cavalieri, Maiano ci prova, no, quindi rimane Comune di Cividale, Patriarcato di Aquileia, Giovanni da Udine. Giovanni da Udine. A, C o D? Cordovado, ancora 2 secondi. Non ci prova. Giovanni da Udine. Non avete dato la risposta, quindi non la sapevano, però dopo tu hai detto D? Sì. Dopo, sempre dopo. Sì, ma non l'avevo letta. Non l'avevi Ho letta? sentito il Allora, suggerimento. ecco, la velocità può ingannarvi, quindi fate attenzione prima a tutte le risposte e poi date la risposta. Prossimo argomento, 54 punti Maiano, 41 Cordovado. Cultura generale, 10 secondi, 10 punti. Dove si trova la Biblioteca Marciana? Vediamo. Dove? Roma, Napoli, Firenze e Venezia. A, B, C o D? Cordovado lo sapeva, giusto? No, sono riuscito a beccare. Aia. 50 punti. Adesso Cordovado, 54 Maiano, Adesso non ridere tanto perché hai una cena da pagare che vedrai. Vieni anche tu, però. Devo venire anch'io. No, ma allora vengono tutti, anche Simone, Raffaella. No, l'invito è esteso anche ai giudici. Se tu inviti me, inviti anche i giudici. Vabbè, non è un problema. Prossimo argomento.
sport, perché qua non siamo molto sportivi. Udinese. A che stagione risale l'ultima retrocessione dell'Udinese? 91, 92, 93, 94, 2001, 2002, 1988-89. Maiano prova con la D e perde 4 punti, rimane A, B, C. E loro cosa fanno a Cordovado? Non rispondono per paura di sbagliare, perché sanno di arrivare al pareggio con i punti, ed è 93-94. Quindi adesso, Ho sentito D? avendo perso punti, sono a pari, vedete? 50 e 50. Devi fare Bologna. La tattica di Cordova. Non saperle, no? Brava, brava. Allora, vediamo il prossimo argomento, perché la sfida adesso si riaccende. Vediamo. Musica, un brano, 30 secondi, ascoltatelo attentamente. Vogliamo sapere il brano in ascolto. Qual è il titolo? Bravo Alessio, ma che va? Allora, Alessio è lanciatissimo. Alessio, da quando sa che deve andare a cena con Marina, è lanciatissimo. Si impegna. Era difficile, eh? Sì, questa sì. Quella è perché si sente adesso nelle radio e probabilmente Alessio va in discoteca e la sente abitualmente. Bene, andiamo a vedere il prossimo argomento? Sì. La sorpresa, avete 20 punti e 20 secondi. Fate molta attenzione, perché vale di più, perché evidentemente è un po' più difficile. In una carta geografica in scala 1/500.000, quanti chilometri sono rappresentati da 3 centimetri? Guardate le risposte. 1,5, 12, 15 o 30? Avete ancora 10 secondi per fare calcoli e tentare. Bravi, a Maiano hanno fatto i calcoli. Ho fatto anch'io il conto. Come l'hai fatto? No, come la fanno? Adesso io voglio sapere la ragazza. Date il gelato al ragazzo là dietro. Leo. 1/3, insomma. 5 per 3, 15. Sì, è così, no? È Dovete difficile. fare anche voi Matematica. così? Intanto siete sempre a pari, 60 punti Cordovado e 60 Maiano. No. 70? 50? No, perché erano 20 in palio, ma scalando il tempo giusto. e scalano anche i punti che avete la possibilità. Se voi rispondevate subito ne avevate 20. Che sorpresa. È proprio una sorpresa. Dobbiamo andare in pubblicità adesso, tra poco, però prima di andare in pubblicità volevo chiedere a Ferruccio. No, è finita? Pier, ce n'è un altro? No, vedi che... ecco. Quindi Ferruccio, diamo una poesia prima di andare in pubblicità, di quelle che hai preparato, quindi creiamo l'atmosfera, fate attenzione perché c'è il momento di Ferruccio. L'originale in testi latini e in versi latini è la vita Sancti Martini di Venanzio Fortunato, però io leggo la traduzione, ma qui si perde il ritmo perché l'esametro latino ha un certo ritmo. Venanzio Fortunato è un poeta nato a Valdobbiadene, studia ad Aquileia, sarà vescovo in Francia e santo anche lui. Racconta un episodio molto bello della vita di San Martino. Il ghiaccio ondulava le terre sotto un gelido freddo, avendo il triste inverno stretto le acque come in una morsa glaciale. Ad un povero incontrato sulla porta di Amiens, divide in parti uguali il riparo della clamide e con fede fervente lo mette sulle membra intirizzite. L'uno prende una parte del freddo, l'altro prende una parte del tepore. Fra ambedue i poveri è diviso il calore e il freddo. Certamente lo stesso creatore si diede una coperta con questa veste e la clamide di Martino proteste Cristo con un riparo.
Bene, siamo pari. 60 punti per Cordovado, 60 per Maiano. La prossima parte sarà decisiva per conoscere il vincitore della sesta puntata Lo Sapevo. Dopo la pubblicità, a tra poco. Di nuovo assieme in diretta Lo Sapevo, le due pro loco sono in una situazione di parità, 60 punti, insomma adesso la sfida si accende perché si gioca tutto adesso. Daniele, Martina, siete pronti? Pronti. Pronti, anche perché adesso poi dopo avremo anche modo di parlare delle vostre iniziative, ma andiamo a vedere qual è il prossimo argomento così entriamo nel gioco. Territorio. Chi ha progettato il ponte del Diavolo di Cividale costruito nel 1442? Vediamo. Jacopo Dugaro da Bissone, Erardo da Villacco, Marquardo, Walter von der Vogelweide, ABCD. Alessio lì non ce la fa, non la sa. A Maiano, era là, avevate 20 secondi. Cividale non ci siamo. Ci andate a Cividale? Sì, Siete ma... andati? Ah, ecco. Ma è morto da un po'. Non ha il microfono, andiamo a vedere l'argomento, va che è meglio. Però bisogna rispondere, se no rimaniamo fino a domani qua, a 60 punti. Sport. Leo. Nel karate, come si chiama il colpo che dà più punti? A. Ippon, B. Dan, C. Tatami, D. Doyo. A, B, C, D. Bravi. Allora, Martina adesso ce la devi riproporre qui. Sì, diciamo che il karate come la vela è uno sport abbastanza in voga a Cordovado. Quindi... No, ma magari c'è un'associazione, ci sarà un'associazione a Cordovado? Sì, ci sarà. Non c'è più, c'era ma non c'è più. Bene, allora magari tu puoi aprire... Sì, beh, sicuramente potrò proporlo. Allora, 67 punti Cordovado, Maiano 60. Continuiamo con il quiz. Scopriamo il prossimo argomento. Cultura generale. Geografia. Qual è la capitale della Lettonia? Riga. A, B, C o D. Cordovado 10 punti. Posso raccontare una cosa di Riga? Cosa? A Riga era nunzio apostolico mio prozio, è stato il primo nunzio apostolico in Lettonia e nel discorso che ha fatto al corpo diplomatico nel 1935 è messo in guardia dal pericolo del nascente revansismo tedesco. Lo sapevano anche a Cordovado. Prossimo argomento, Maiano, attenzione. Andata. Territorio. Chi ha eseguito gli affreschi presenti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Castions di Strada? A. Simone Martini, B. Beato Angelico, C. Guido Reni, D. Gaspare Negro. B. Non lo so. Avete ancora 5 secondi? Però nessuno ci prova, era la D. Io ho sentito D da questa parte. Il saggio. Il saggio di Maiano, lo sapeva ma non avete voluto dare fiducia a lui. E allora giustamente... Allora, ultima domanda. Ci sono in palio 20 punti perché la sorpresa, quindi potrebbe essere davvero decisiva perché Cordovado ha 77 punti e Maiano 60. Ce ne sono in palio 20 se voi date la risposta subito, perché poi la velocità, naturalmente poi verranno detratti i punti nel momento in cui danno
la risposta più tardi, non subito. Andiamo a scoprire l'argomento intanto. Dai, sì. Vediamo, ambarbaggio cicocco, si mette sul primo. Giusto? È la sorpresa. Che tipo di triangolo è un triangolo che ha angoli di 25, 90, 85? Vediamo le risposte. Ho scalcato a caso. Ho Mariano, calcato a prova caso. C. Acutangolo, Tusangolo, nessuna delle tre risposte. Cordovado ancora 13 secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ho fatto C. È sbagliato. Non rispondono. No, non ci sono tutti quegli angoli. Allora, Maiano ha risposto così. 3 secondi per pareggiare, quindi Aldo, a tu caso. ti sei buttato, coraggioso. Ma ricordiamo le iniziative della vostra Proloco con tante foto che ci avete mandato dedicate al Festival di Maiano. Devo farvi davvero i complimenti perché noi abbiamo fatto la diretta di Telefriuli Estate ed è stata davvero una bella puntata. Vi faccio i complimenti per la grande organizzazione della vostra Proloco. Quindi grazie. Grazie, applausi a voi. Siete davvero una Proloco molto attiva. Raccontateci che cosa state organizzando. Beh, adesso il periodo natalizio ci vede protagonisti un po' con le classiche cose che ci sono ai mercatini, l'8 dicembre in piazza, insieme ad altre associazioni del nostro paese. Inoltre ogni anno redigiamo un calendario che regaliamo alle famiglie appunto del nostro comune e poi il Babbo Natale in piazza per tutti i bambini. Quindi queste sono le 3 iniziative quelle più vicine. Però Però lavorate tanto per il festival, no? Ovviamente ci impegna tanto il festival e siamo già un po' con i programmi del futuro, quindi per luglio-agosto ci stiamo preparando, insomma, con i rally soprattutto che cadrà il 21 e il 22 luglio quest'anno e via via un po' tutti i concerti e le iniziative varie che ospitiamo. L'anno scorso Ligabue, grandi insomma ospiti Litfiba, musicali. l'anno scorso, sì, Ligabue c'è Ligabue stato nel 97. Anche Cremonini c'è stato da Sì, voi. abbiamo avuto parecchi artisti di fama nazionale e internazionale anche, abbiamo avuto la fortuna grazie un po' alla collaborazione anche con Azalea, che è uno dei capisaldi nostri, la fortuna di collaborare con lui, con Loris Tramontini in particolare. Certo, che salutiamo. Quindi Loris, che salutiamo, sì. E per cui è facile anche portare artisti di un certo calibro nel nostro comune. Bene, complimenti. Daniele, se vieni qua vicino a me, nel frattempo Martina ci racconta le iniziative legate alla vostra Proloco, anche voi ci avete fornito alcune foto. Sì. Noi per la pausa natalizia ci fermiamo e ricominciamo a giugno con il nostro nuovo evento ma che sta riscuotendo molto successo, che è Sapori in Borgo, che è un festival dedicato all'enogastronomia dei borghi più belli d'Italia e non solo. Procediamo poi il 25 di giugno con la Notte Romantica, notte che si fa in tutti i borghi più belli d'Italia, per poi proseguire a luglio con il festival vegetariano dedicato quindi alla cultura e alla cucina vegetariana e al benessere. Dopodiché la nostra manifestazione per eccellenza, prima domenica di settembre, Cordovado medievale, con la rivocazione storica Il Palio dei Rioni, e concludiamo ad ottobre con la marcia Spaspar Cordovat. Quindi tra un po' abbiamo la pausa ma ricominciamo tra poco. E poi siete presenti a Sapori Proloco, però ho visto la foto di Villa Manin e infatti voi eravate compagni di banco, no? Di Proloco. Eravamo vicini, eravate vicini di cucina. Allora Martina, vieni anche tu qui vicino a me perché tra poco proclameremo. Brava. Andiamo a striscia, a Paperissima. Il vincitore della puntata, perché io non ho perso i calcoli, quindi vediamo Pierangelo Buttazzoni dalla regia. No. Tu no, tu sei ragioniera. No. Bene, vai. Più o meno. Vediamo chi è il vincitore. $55 Maiano e quindi primo posto per Cordovado. Vince lei, Martina. Bravi.
ritorna a febbraio, fine gennaio, primi di gennaio, poi primi di febbraio, poi vi indicherò la data precisa. Ma sono stati così bravi, devi sapere, perché loro mi hanno preso per la gola. Attenzione. Perché mi hanno portato il mitico spaccafumo, eccolo qua, va. Che poi abbiamo fatto un domandone dedicato allo spaccafumo 3 settimane fa e io ho detto ma la Proloco me lo porterà, e loro mi hanno ascoltato, giustamente me l'hanno portato, perché questo, perché sanno tutti che mi piacciono le mandorle, è un prodotto tipico di Cordovado, sì. Con mandorle, poi tu lo sai preparare, no? Io personalmente no, però è un dolce. Sì, scusate, questa è la telecamera. Qual è la telecamera? Frutta secca, un dolce della tradizione di Cordovado, legato alle confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, di questo personaggio che era lo spaccafumo, chiamato così perché era un brigante che mentre fuggiva a cavallo lasciava un polverone dietro di sé che gli permetteva di scappare senza farsi vedere dagli altri. Bello, davvero, bello ma buono. Buono, buono. Allora, Maiano si farà ripescare. Certo, quest'anno ci tentiamo. Ecco, perché a tra poco ci sarà la vostra foto sulla pagina Facebook di Lo Sapevo, quindi votate Maiano per il ripescaggio, ok? Va bene, Bene, ci proviamo. votate. Grazie alle due Proloco, l'applauso naturalmente ai due capitani, ma alla super giuria Raffaella, Simone e Ferruccio Tassin, Pala Gourmet, quindi appuntamento sabato. Siamo carichi per i quarti di finale del bel sandwich, appuntamento alle 13:45. Ringrazio Gusti con me assieme a Paolo Bassi, la regia capitanata da Pierangelo Buttazzoni, Luchino Fornasiero e il mitico Gianni. Quindi un bacio a tutti, ci vediamo giovedì prossimo.